GISAGEN TV e Pietro Zangheri, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. La giornata di oggi dedicata ad Ericus e all'attività dei geologi, com'è nata? È nata dall'esperienza in centro Italia di alcuni nostri colleghi che hanno portato come volontari di protezione civile la loro competenza geologica, e da questo è nato una cosa che va anche al di là dell'attività che può sembrare specialistica della GIS, ma più largamente dell'utilizzo dei geologi nel campo della protezione civile. È un campo dove c'è molto bisogno di questo contributo, perché in eventi sismici poi ci sono correlati tutta un'altra serie di fenomeni, da franosi alle fondazioni e così via, che mettono anche a rischio la vita umana e su cui in realtà c'è ancora molta strada da fare, sia nella formazione degli enti che di chi opera nella protezione civile. Altra domanda, relazione tra geologi veneti, geologi italiani, geologi di altre regioni, esperienza sul campo. L'esperienza sul campo è stata arricchente per chi ha fatto il geologo in fase di emergenza, perché è stata un'occasione di scambio di esperienze, di formazioni su terreni d'Italia sono molto diversi, dalle Alpi alla Sicilia, quindi è stata veramente un'esperienza arricchente e ognuno ha portato il suo contributo ed è tornato anche a casa con maggiori conoscenze e anche maggiore professionalità. Un'ultima domanda che mi viene in mente: tu come presidente dell'Ordine dei Geologi, cosa vedi come valore aggiunto del GIS in situazioni di questo tipo, in situazioni di emergenza? Il GIS è uno strumento di cui è immediato una ricaduta, che è quella di avere i dati ordinati che si possono vedere insieme, che si possono richiamare, ma in realtà come geologi c'è proprio un valore aggiunto, che l'elaborazione complessiva dei dati permette di capire tutta una serie di fenomeni, dalle zone che sono più vulnerabili ai fenomeni sismici, ai fenomeni sismoindotti e così via, cose che non si riuscirebbe a vedere finché uno guarda le singole schede dei singoli rilievi, fenomeni che si riescono a capire solo quando li mettiamo insieme, e il GIS su questo è uno strumento potentissimo di elaborazione dei dati. Perfetto, grazie Pietro, buonasera. Grazie a voi.